L'epidemia da virus del Nilo colpisce anche il veneziano e i casi in regione crescono di ora in ora. Altri 2 contagi, uno a Mira e l'altro a Mellaredo di Pianiga, portano a 7 il totale di quelli segnalati e trattati sino ad ora. La trasmissione del West Nile, ad opera delle zanzare, causando febbre altissime, ha colpito un 50enne veneziano ora ricoverato a Padova. A Mellaredo è già stato confermato come nelle prossime ore partirà la disinfestazione. Così come dovrebbe accadere a Mira dopo i 5 casi del Rodigino, la situazione è monitorata, fanno sapere dal comune della Riviera. L'assessore all'ambiente ha attivato il protocollo per la disinfestazione, cui si vorrebbe aggiungere un'azione di informazione alla cittadinanza. Le continue piogge serali in questi giorni, il gran caldo di giorno con l'aggiunta di prati e aiuole che nei comuni veneti con sempre maggiore difficoltà vengono sfalciati, sono il mix perfetto per la proliferazione delle zanzare e l'aumento dei contagi. La comune Culex, che però può trasmettere il virus particolarmente debilitante per le alti febbri che causa. L'ULS 3 Serenissima ha confermato il caso di un maschio italiano, altro non si sa, colpito dal West Nile le scorse ore nel Mirese, un cittadino ora ricoverato. Nell'80% degli episodi le infezioni decorrono senza problemi, ma ci sono casi di gravi patologie in cui il virus può scatenare complicazioni neurologiche come meningite o encefalite.